Tutti qua. È un taglio del nastro che apre le porte a un nuovo inizio, a un nuovo modo di essere vicini ai cittadini, soprattutto quelli che non hanno la possibilità di curarsi. Allestito a Casafenzi a Conegliano un ambulatorio di prossimità. Un ambulatorio, diciamo, di medicina generale che è di prima accoglienza e accoglie persone che hanno problemi di salute e non hanno il medico di medicina generale. Vi operano medici di medicina generale e dopo anche specialisti, medici specialisti, nel caso ci fosse bisogno di loro intervento, infermieri e dopo una serie di volontari che cureranno anche le pratiche amministrative. Un luogo dedicato a tutti coloro dovessero aver bisogno di un parere specialistico ma che per costi o difficoltà ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale non riescono ad ottenerlo. Dalla Caritas i dati su chi rinuncia a curarsi. Nel 2023 un più 10% sul 2022, circa 430.000 persone. Il progetto è stato realizzato dalla rete tra Caritas di Vittorio Veneto, Casafenzi, l'Ufficio Diocesano, l'ATS, il Comune e il Rotary Club che ha messo a disposizione le attrezzature. Completamente gratuito perché anche i medici che serviranno qua sono tutti volontari e abbiamo raggiunto già le 30 unità che si alterneranno all'interno del laboratorio. Ha importanza da molti punti di vista, come attenzione a dei bisogni reali, come lavoro comune di realtà diverse che si sono impegnate nel prendersi cura di coloro che più ne hanno bisogno, come segno, come stimolo a proseguire su questa direzione.